Si è tenuta questa settimana alla Fiera di Vicenza Edifica, iniziativa promossa da Confartigianato con il sostegno di Edilcassa Veneto e Itas Assicurazioni e la collaborazione di Banca Intesa, dedicata alle innovazioni nel settore delle costruzioni, opportunità colta da imprese, progettisti, amministratori locali, ma anche cittadini, per apprendere tutte le soluzioni e le migliori esperienze nel campo degli edifici ad altissima efficienza energetica. Nel corso di ben 30 workshop proposti nell'arco di 2 giornate si è parlato anche di economia circolare, di pianificazione del territorio, dell'adozione di tecnologie 4.0 anche per migliorare la sicurezza nei cantieri. Edifica vuole inserirsi in un programma più ampio di sviluppo del territorio orientato al modello della Smart City. Una svolta che richiede un cambio di prospettiva generalizzato, non solo a livello di micro, piccole e medie imprese, ma anche in termini di collettività. Un'evoluzione culturale che porti ad una nuova concezione della casa, dell'abitare, ma anche della gestione dei cantieri. Una svolta che potrà ridare fiato ad un settore che nel Veneto conta 62.000 imprese e che negli ultimi anni ha sofferto parecchio e ancora fatica a risollevarsi. E le buone ragioni per investire nella casa sono molte, a partire dalla necessità di mettere in sicurezza e riqualificare, anche dal punto di vista energetico, un patrimonio edilizio che per oltre la metà è costituito da edifici antecedenti al 1970. Circa 238.000 immobili che, privi di una certificazione adeguata ai nuovi parametri, valgono sempre meno nel mercato. Ha destato grande interesse il talk sul tema Costruire domani, moderato dalla giornalista del TG1 Barbara Carfagna, che ha visto la partecipazione dell'architetto Stefano Boeri, del geologo Mario Tozzi, della ricercatrice al MIT di Cambridge Valentina Sumini, di Gaetano Ciutti dell'Istituto di Biorobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, di Massimo Calvetto di Comau, dell'ambientalista Ermete Realacci. Torneremo su questi argomenti con le testimonianze raccolte a Edifica nelle prossime puntate di Impresa Diretta.